Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dalla cronaca. I carabinieri hanno arrestato e portato nel carcere di Pordenone Alessandro Zanusso, ex consigliere comunale, candidato sindaco di San Quirino. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentata estorsione continuata e lesioni aggravata, già decisa in primo grado dal Tribunale di Pordenone. Aveva minacciato di morte e percosso il proprio socio ed era stato riconosciuto colpevole in primo grado dal Tribunale di Pordenone. Nel pomeriggio di ieri, in seguito alla sentenza definitiva della Corte d'Appello di Trieste, l'imprenditore Alessandro Zanusso, 40 anni, ex consigliere comunale di San Quirino, dove si era anche candidato a sindaco, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pordenone, in base all'ordine di carcerazione emesso il 12 febbraio dalla Procura pordenonese, a firma del procuratore Raffaele Tito. La Corte d'Appello, infatti, ha confermato la sentenza già emessa dal Tribunale di Pordenone nel marzo del 2019, che prevedeva una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di tentata estorsione continuata e lesione aggravata nei confronti dell'ex socio, anche lui quarantenne. I fatti risalgono al 2016, quando i carabinieri di Aviano avevano dato il via a una serie di indagini, coordinate dal PM Maria Grazia Zaina, in base alle quali era risultato che, tra il 2012 e il 2016, l'ex socio era stato costretto, attraverso minacce di morte percosse, a opera dell'arrestato, a versare denaro per ripianare i debiti dell'attività imprenditoriale in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Zanusso, che in passato era già stato destinatario dell'obbligo di dimora, è stato associato al carcere pordenonese, dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina. Dopo San Vito al Tagliamento, le vaccinazioni anti-Covid per gli ultraottantenni sono partite anche a Pordenone e a Maniago. Nella città sul Noncello la prima dose è stata somministrata questo pomeriggio. Le liste d'attesa per la prima e la seconda dose raggiungono aprile e maggio. Dopo la partenza di ieri a San Vito, anche a Pordenone è cominciata la vaccinazione anti-Covid per la popolazione ultraottantenne. Alle 3 in punto di questo pomeriggio, nella struttura di Via Piave a Torre, è stata effettuata la prima somministrazione agli anziani dell'area pordenonese. Tante le persone che si sono prenotate e la lista è arrivata nella città sul Noncello fino ad aprile. Questa è la nostra stanza in cui diluiamo il vaccino per gli ultraottantenni. Oggi cercheremo di vaccinare circa 120 persone e siamo attivi con 4 ambulatori, 2 con la presenza di un medico, 1 con un'infermiera e un ambulatorio con 2 colleghi assistenti sanitari che vaccinano. Stiamo utilizzando quello della Pfizer e continueremo così finché insomma non avremo nuove direttive. Ecco, per gli ultraottantenni hanno deciso di utilizzare questo vaccino qua, insomma, che abbiamo. E fino ad aprile siamo arrivati come prenotazioni qui al distretto di Torre, dove stiamo facendo, sì. Domani sarà la volta di Spilimbergo e in generale, nel Friuli occidentale, le prenotazioni raggiungono addirittura il mese di maggio. Oltre che a Pordenone, questa mattina è partito anche a Maniago e domani partirà a Spilimbergo. Maniago fanno mattina e pomeriggio e qui a Pordenone invece cominciamo dal pomeriggio. Dobbiamo considerare che ogni persona per poter essere vaccinata deve eseguire anche la seconda dose, per cui ci sarà la seconda dose fra 3 settimane. Quindi per immunizzare una persona abbiamo bisogno di 1 mese e mezzo. Le persone che cominciano oggi faranno la seconda il 9 di marzo ed è vero, siamo a maggio con gli appuntamenti. E adesso sentiamo le parole di alcuni anziani che oggi sono stati vaccinati, tra i quali il presidente dell'Associazione Amici del Cuore, Renato Battiston. Signora, quanti anni ha lei? 90. Ed è qua a fare il vaccino? Ha paura? No, ma non vedevo l'ora di farlo, perché ero sempre chiusa in casa e avevo paura di prendere il Covid. Prima dose del vaccino, deve ancora farla? Ha paura? Sì, sono ansiosa di mio. D'altronde sono vecchia. È riuscita a dormire questa notte? No, dico la verità, no. Cosa farà quando potrà finalmente sentirsi un pochino più libera? Andare al ristorante a mangiare qualcosa di diverso di solito di quello che faccio a casa. Almeno essere un po' libera, sorridere, essere più sereni, ecco. Renato Battiston, presidente degli Amici del Cuore, lei oggi è qui, ha paura? No. Diciamo che questo giorno lo stavo aspettando
con, non dico ansia, ma insomma con trepidazione, perché avendo sempre fatto il mio dovere in questi mesi, cioè io sono rimasto a casa nei primi mesi, ma poi pian piano mi sono abituato ad andare in associazione, certamente con tutte le cautele che sono importanti, con attenzione, cercando di fare quello che è fattibile. Ecco. Un appello a chi non vuol fare il vaccino. No, lo devono fare, ecco. Si fa per se stesso, ma anche per la collettività. Fare il vaccino è la strada. Cosa farà dopo aver fatto la seconda dose? Continuerò a fare volontariato, a fare il presidente degli Amici del Cuore, no? E cercherò eventualmente di convincere coloro che non sono convinti che fare il vaccino è importante. Passiamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.702 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,07%. Sono inoltre 2.380 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi, pari al 3,57%. I decessi registrati sono 10, 3 dei quali in Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a quota 60 e quelli in altri reparti a 396. Dati resi noti dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Andiamo a Pordenone. Un nuovo edificio scolastico sostituirà il prefabbricato di via Poffabro a Sacro Cuore per ospitare l'Istituto Zanussi. Per il quartiere Sacro Cuore di Pordenone, Regione e Comune hanno in serbo una grande novità. Si tratta di un nuovo edificio scolastico che sostituirà i prefabbricati di via Poffabro e ospiterà l'Istituto Zanussi. Ne parla il sindaco Ciriani. Sindaco, abbiamo visto 61 milioni per l'edilizia scolastica delle scuole superiori, di questi 26 milioni a Pordenone, tra cui una scuola nuova anche al Sacro Cuore. È un'ottima notizia per quel quartiere. Quando ero in provincia avevamo già iniziato a progettare una nuova scuola superiore proprio in quel quartiere ed era un impegno che mi ero preso anche come candidato sindaco proprio nei confronti del Sacro Cuore, perché significa ridare luce e portare centinaia di studenti e quindi anche un indotto economico non indifferente. La Regione, sensibile a questa richiesta, dimostrando anche che esistono ottime relazioni tra il capoluogo e proprio Trieste, ha consentito di finanziare con 10 milioni di euro il nuovo ISIS Zanussi, che è attualmente in via Molinari. Ci vorrà un triennio, ma ormai la strada è tracciata. L'insediamento della scuola, prosegue il sindaco, porterà nuova vita al quartiere. Non solo, questo significa poter sbloccare anche gli indugi di qualche operatore economico che abbiamo ovviamente contattato per riaprire quello che era il supermercato, magari con una formula innovativa come negozi di comunità per non andare a fare concorrenza a quelli che già esistono e quindi portare ragazzi e portare un indotto economico importante riqualificando aree che erano assolutamente degradate. Restiamo in città. Problemi alle linee telefoniche del comune di Pordenone questa mattina. A causa di un problema tecnico per alcune ore è risultato impossibile contattare i numeri telefonici degli uffici. Il problema, riconducibile alla società Fastweb che fornisce all'ente il servizio di telefonia, è stato riparato nel primo pomeriggio. Il comune si scusa per il disagio agli utenti e ricorda che i cittadini possono contattare gli uffici anche tramite posta elettronica all'indirizzo urp@comune.pordenone.it e i recapiti di tutti gli altri uffici sono disponibili all'indirizzo comune.pordenone.it/uffici. Disavventura per Mauro Corona che nel fine settimana si è rotto una spalla cadendo durante un'escursione e su Facebook arrivano gli auguri di pronta guarigione della conduttrice del programma Carta Bianca, Bianca Berlinguer. Fine settimana da dimenticare per Mauro Corona. Sabato 13 febbraio lo scrittore scultore di Erto si è rotto una spalla cadendo malamente durante un'escursione sulla neve. Nonostante sia un grande esperto, Corona, munito di sci e bastoncini, è scivolato su un pendio procurandosi alcuni lividi e la frattura della testa dell'omero. Ieri mi sono danneggiato una spalla, ha raccontato su Facebook, ma potevano essere entrambe le spalle, ma anche la testa. Morale, sono fortunato. E oggi sono giunti, sempre via Facebook, gli auguri di pronta guarigione di Bianca Berlinguer, ancora in attesa del via libera
dei vertici RAI per poter riospitare in collegamento satellitare Corona al programma di approfondimento del martedì Carta Bianca. L'alpinista era stato allontanato dalla trasmissione dopo aver definito gallina la sua amica conduttrice durante un aspro diverbio e nemmeno le scuse sono servite a farlo riammettere in onda. Un grande abbraccio a Mauro Corona, ha scritto Bianca Berlinguer su Facebook, che neanche stasera potrà essere con noi e che sulla neve delle sue amate montagne è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell'omero. Più volte nei mesi scorsi Bianca Berlinguer si era detta mortificata e dispiaciuta del provvedimento adottato dall'azienda pubblica. Chiudiamo con la cultura, ci sarà tempo fino al 7 marzo per visitare la mostra La Passione dell'Arte, ospitata in Galleria Sagittaria, nella quale sono esposte 90 opere raccolte dal collezionista trevigiano Valentino Dal Pio Luogo. Tra gli artisti Sironi, Carrà, Guttuso e Celiberti. Più di 90 opere tra pitture, sculture, disegni e incisioni di grandi artisti italiani e anche stranieri. È la proposta di La Passione dell'Arte, l'esposizione allestita alla Galleria Sagittaria in via Concordia 7 a Pordenone e visitabile fino al 7 marzo, nella quale è stata messa in mostra la collezione dell'appassionato trevigiano Valentino Dal Pio Luogo, da lui riunita nella sua dimora a Orsago. Si tratta della 469esima mostra d'arte allestita alla Sagittaria, frequentata assiduamente dal collezionista veneto e promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone. Domani, mercoledì 17, poi venerdì 19 e lunedì 22 febbraio, ci sarà la possibilità di esplorare il percorso espositivo con la guida del curatore della mostra, Giancarlo Pauletto, che accompagnerà il visitatore tra le opere di artisti del calibro di Armando Pizzinato, Marcello Mascherini, Giovanni Barbisan, Giorgio Celiberti, amico di Dal Pio Luogo e come lui nato il 14 febbraio, Giorgio Di Venere, Carlo della Zorza, Sironi, Carrà, Saetti, Carena, Gianquinto, Ferroni, Guttuso, Rosai, Murer, Guidi, De Pisis, Tamburini e Guccione. Per le visite guidate, gratuite su prenotazione, telefonando al Centro Iniziative Culturali Pordenone, il pubblico sarà suddiviso in piccoli gruppi, seguendo le disposizioni in ottemperanza alle norme di sicurezza con procedure di sanificazione e distanziamento. Per tutta la durata della mostra si potrà seguire anche il percorso virtuale sul sito www.centroculturapordenone.it e sui canali social Facebook e YouTube. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia dei programmi di Telefriuli. Grazie di essere stati con noi e buona serata.